Siamo in compagnia della signora Luciana Calza, che è il presidente di Onde del Sile, un'associazione culturale di volontariato. Buongiorno signora. Buongiorno. Di che cosa vi occupate? Che cos'è questa associazione? È un'associazione di volontariato, come ha detto ben lei, che si occupa di un coro di bambini di voce bianche, che quest'anno ha festeggiato il 20° anno che svolge l'attività. Quando nacque questa associazione? Nacque nel 1990 grazie al parroco Don Armando, il parroco ora a Caposile, che ci ha invitato a cantare alcune canzoni al mini festival che lui faceva a San Donà, l'Usignolo. Con alcune canzoni da là è partito, l'associazione ha raggruppato a fare le Onde del Sile, un'associazione da sé distaccata da Don Armando, che ora ha un membro di 50 bambini, dai 4 ai 12 anni. Come li preparate questi bambini? Avete una sede? Vengono preparati da un insegnante, che fino all'anno scorso avevamo Matteo Gobbo, un maestro, nella sede a Casale sul Sile, in Casa del Giovane, dove ci troviamo al venerdì, che facciamo la prova di un'ora dalle 4:30 alle 5:30, dove loro si trovano, fanno un'ora di lezione, ma non è solo un'ora di lezione, è un stare assieme con simpatia, ognuno racconta anche quello che svolge durante anche le lezioni a scuola, cioè un po' un ritrovo anche per loro. Quindi quest'anno è stata la 20ª manifestazione con il Festival del 5 giugno. Sì. Che cosa avete rappresentato? Alcuni canti? Abbiamo rappresentato le canzoni quest'anno dedicate alla natura, cioè un po' abbiamo ripreso le canzoni, ogni canzone raccontava qualcosa della natura in generale. Voi avete anche un sito internet come associazione, giusto? Lo ricordiamo ai telespettatori? Sì, il nostro sito internet è www.ondedelsile.imdo.com. E qui mettete... È di tutto scritto, andando là c'è chi siamo, dove siamo, cosa facciamo, c'è scritto tutto un po'. Luciana, la ringrazio. Grazie a voi di avermi invitato e speriamo che... Al prossimo evento. Per il prossimo evento.